13.000 firme per chiedere alla Regione di ritornare sui propri passi. Le hanno consegnate le associazioni di disabili del Veneto al presidente del Consiglio regionale Ruffato. Protestano contro l'azzeramento dei fondi. In cassa denunciano non c'è nemmeno un euro e puntano il dito contro l'assessore Sernagiotto. L'assessore ai servizi sociali di questa regione, Remo Sernagiotto, evidentemente non conosce i problemi delle persone con disabilità. Tra le critiche mosse da Elisabetta Gasparini c'è anche quella che riguarda il progetto Aiutati, che la regione ha finanziato per il momento con 197.000 euro. Una delibera inutile, fa sapere la rappresentante dei disabili. Prevede dei parcheggi speciali con sistema di chiamata per le persone diversamente abili, che così potranno richiedere l'aiuto dei passanti per scendere dall'auto. Si immagina una persona con disabilità grave, con seri problemi di mobilità, che guida con una carrozzina in macchina, che esca da casa da sola, che arrivi in un parcheggio da sola, all'avventura, chiamando con un segnale sonoro una persona di passaggio, che con buona volontà, e non si sa se con attitudini fisiche adatte, se con buoni propositi, arrivi, scarichi la carrozzina dalla macchina che probabilmente non ha mai visto in vita sua una carrozzina, e aiuti forse anche fisicamente la persona con disabilità a scendere dall'auto. Poi si presume che la persona con disabilità se ne vada da sola e quando rientrerà alla macchina nuovamente con un segnale sonoro chiamerà qualche altro passante che l'aiuterà a ricaricare la carrozzina.